E poi si lamenta che non faccio mai i servizi a casa. Dice che non carico mai la lavastoviglie. Mi fa carica la lavastoviglie. Dai, lavastoviglie. Dai. Che ti frega, dopo tirarsi? Dai. Che peccato. Era mezza matta. Poi si è arrabbiata che l'ho tradita. E mi ha tradito pure lei. Mi ha tradito con l'idraulico, mi ha tradito col vicino di casa, col portiere. Mi tradisce in continuazione, dice che l'amore è cieco, ma i cazzi di tutti per è così, ultimamente ho avuto anche un rapporto omosessuale, è stato a letto con una donna, ha detto fallo pure tu, basta chiudere gli occhi, vai a letto con un uomo, chiudi gli occhi, sì, chi mo controlla il culo? Io sono così perché a casa mia sono tutti un po' strani. Diciamo mia zia, poraccia, non poteva avere figli. Hanno provato di tutto, la fecondazione assistita, l'ovulo. Alla fine mi zio è dovuto a scopare. Era brutta forte, Ogni volta che c'era gli attacchi d'asma, mia zia aveva gli attacchi d'asma, il zio usciva fuori in giardino e muoveva le mani. Se no, i vicini sentivano il tempo così. E se ne metteva a fare, lui si vergognava. Comunque ha partorito a 75 anni. Mamma e figlio stanno bene, ma il medico sta ancora a vomitare. Sono tutti un po' strani a casa mia, mio cugino, poraccio per anni è un burlone, ha fatto il mimo, poi abbiamo scoperto che era muto. Lui è un altro amico suo, che si chiama Elio, infatti parla così. Comunque era molto strano, io volevo fare una cosa, la posso fare Cristiana, perché ci stai? Cristiana? No, ok. Ho un minuto? Lo posso fare che l'ho fatto autovolante? Sicuro? A Colorado mi tagliano le battute, quelle un po' più volgari. Posso? Tagliano più che altro quelle sulla religione. Vabbè, io dico quelle che mi hanno tagliato, facevo un pezzo sulla chiesa povera, e leggevo le battute ridevano, ma me le tagliavano tutte, perché era un pezzo un po' più lungo, parlavo della chiesa povera, adesso vi dico che non vi offendete, posso? Poi non dite, sì, ok. Sulla chiesa povera dicevo che il prete era un ex spacciatore, infatti te ne accorgevi perché si dava l'ostia così. Questa me l'hanno tagliata. Un'altra che mi hanno tagliato sulla chiesa povera, diceva una chiesa molto povera, infatti Gesù era attaccato con la spadunti. Io questa l'ho tagliato sulla religione. Poi dicevo un'altra che il mio professore delle religioni mi picchiava con Rosario mi teneva e non mi picchiava. Questa pure. Poi l'altra cosa che tagliano è quella sull'omofobia, no? Sul fatto di prendere in giro i ricchioni. Che io non nulla, ci mancherebbe, per me non esistono proprio. C'è gente che si innamora di chiunque, non esiste, la parola ricchione non esiste, quindi io dissi questa cosa. Non so se voi conoscete quei gay che sono gay ma non sanno di essere gay. Infatti quando glielo mettono al culo non si mettono al culo. Vabbè, chiudo qua. Grazie. Grazie. Poi la l'università mi stanno usando come tappabuchi, allora giusto. Vabbè, non c'è problema, sono contentissimo di stare qua, continuo, se volete a parlare di questa cosa, battute che mi dà, però guarda che vanno esagero, vabbè.
No, vi racconto una cosa vera, ok? Vi racconto una cosa vera, io ho una zia, ed è vera sta cosa, quindi sta pure morendo, quindi no. Veramente, non ridete, no, però è alta 1,40 veramente, larga 1,40, profonda 1,40, è un quadrato. Quando si mette la maglietta a quadretti, quel giallo blu, sembra il cubo di Rubik. E poi è sistemarla la maglietta. Ah, mia zia, ed è vero, che se invita a mangiare, mangia a casa sua, mia madre, che è una bastata, mi portava sempre la mia zia è di quelle che cucinano, non so se sicuramente avete zie così, batte, grasse, poi a casa di mia zia puzza dei broccoli. Casa di mia zia puzza dei broccoli, entri dentro, ci sono subito i broccoli, proprio sulle pareti sono i broccoli. Se scorreggi a casa fai una puzza da mia zia, non succede niente. Sempre broccoli giovani, puzza, mia zia gira con delle pantofole, sai quelle pantofole, quelle brutte proprio, quelle pantofole quelle col tacchettino, no? Gira con queste pantofole che produce elettricità, proprio e c'ha, non fa da mangiare in continuazione, poi a Roma si usa come magna zia, c'è così, magna zia, che porta roba a tavola, cucina, tavola, porta le cose in continuazione, alcune volte si incontra, è sempre lei. Si saluta, proprio si incontra, è sempre lei. Mangi in una maniera allucinante a casa di mia zia, mangi di tutto, ti fa da mangiare qualsiasi cosa. Alla fine di questi pranzi enormi, giganteschi, che non ce la fai più, proprio è una tortura andare là. Alla fine di questo pranzo proprio tu ti consulti col culo e fai, senti, la cacca facciamo la rate, ci mettiamo un po' di più perché è veramente pesante. Mia zia arriva, ed è vera questa cosa, me la fa ogni anno, arriva da me e io sono astemio da sempre. Non ho mai bevuto alcol in vita mia, anche se può sembrare, no? Non ho mai, veramente mai fatto una cosa del genere. E mia zia viene e mi porta ogni anno il limoncello e mi dice, quest'anno il limoncello lo devi prendere. Dico no, veramente zia, grazie, come ti avessi accettato? E mi sposto. Ma mia zia mi segue. Ho un bicchiere di limoncello, perché se là sì e se qua no. Mi sposto e mi si segue, ma questa cosa è terribile perché ti segue in continuazione con le pantofole, senza portare il limoncello sta dietro a mia zia. Tutte e due che seguono in continuazione, e io vado sempre a lei, vuoi un po' di limoncello? No, sì, veramente, come dovete accettare? Vuoi un po' di limoncello? No, veramente, questa cosa è successa per davvero, Mi stia continuando, io dico, no, veramente, zia, grazie, mi stia continua, vuoi un po' di limoncello? No, zia, veramente, come se avessi accettato? Mi giro, c'è sempre mia zia. Come fatto? No, veramente, come se avessi accettato, no, grazie zia. E poi insiste in continuazione, insiste, che alla fine, no, grazie zia, veramente, grazie, come se, non me lo dico io, veramente. Me ne fatti a peperoni, veramente. Noi veniamo qua a pranzo da te, perché speriamo che te trovaste morta. Invece no, sei sempre viva. Noi veniamo qua apposta perché proprio tu devi morire, noi veniamo qua. Capisco che è un po' esagerato. Il che mi guarda mi fa, mi vuoi dire qualcosa? Ti dico io, ma un po' di limoncello. Mia zia è terribile, è una persona allucinante. C'è un'altra mia zia, ma devo continuare? Cioè, ho pensato il mio. Io dico un applauso ad Alberto Farina! Se volete, potremmo fare parole loro, sì, vi lascio con questa qua. Grazie, grazie.